concetto di legalità contiene molti contenuti e molte sfaccettature. La legalità è soprattutto libertà, e la libertà è un bene inestimabile che bisogna difendere a tutti i costi, basta poco per perdere. Ecco, quello che io posso dire alla luce dei tanti anni di esperienza come giudice minorile, che bisogna vivere nel solco della legalità, perché la devianza provoca sofferenza. Io so che la criminalità organizzata, alcuni modelli e miti criminali affascinano i ragazzi, ma io quello che posso dire alla luce di tanti anni di giustizia minorile è che la devianza non conviene. E allora bisogna informarsi, studiare, guardare quello che accade attorno, studiare la criminalità organizzata e gli effetti che provoca nella vita di tutti noi, e io credo che in ogni scuola bisognerebbe far entrare questo tema in progetti di educazione alla legalità. Come informarsi? Allora, una pietra miliare, credo che sia il libro di Giovanni Falcone, Questo di Cosa Nostra, è scritto assieme al giornalista francese Marcel Padovani, e io credo che sia veramente molto molto importante leggere queste pagine, scritte da un faro della legalità. Per quel che riguarda anche i film, possono avere dei contenuti molto importanti e possono toccare le corde emotive dei ragazzi. Io ne indicherei uno in particolare che a me è piaciuto molto, ed è I 100 passi di Marco Tullio Giordana, con sceneggiatura di Monica Zappelli, ed è la storia di Peppino Impastato, un ragazzo proveniente da un contesto mafioso che si è ribellato a quella cultura e anche a quelle che sono, anche quella che è una cultura familiare. Io credo che la lettura di queste pagine e la visione di questo film possono essere degli strumenti di educazione alla legalità molto molto importanti.